Benvenuti a Dietro le Quinte, in questa puntata è La felicità prof con Luigi Delia, regia di Riccardo Spagnuolo e Giancarlo Visitilli, una produzione Teatri di Bari, cooperativa I Bambini di Truffaut per Maggio all'infanzia presso la Cittadella degli Artisti. Prosegue il tour di È la felicità prof e noi ne parliamo con il protagonista ma soprattutto l'autore di questo romanzo di successo. Allora, innanzitutto sentiamo un po' un professore che parla dei suoi alunni e soprattutto aiuta a trovare la felicità. Raccontaci un po' di questo personaggio. Sì, è un personaggio dove, come dire, mi sono infilato nell'abito di questo professore che è stato scritto, creato da Giancarlo e poi da Riccardo Spagnuolo per l'adattamento teatrale. Ed è, non so se trova la felicità, però è come se in quest'anno scolastico vivesse con i suoi ragazzi una ricerca della felicità. E quindi un anno scolastico che, anche senza saperlo, diventa un anno dove si inciampa in questo incidente che è la felicità. E quindi nello spettacolo, come dire, questa parola felicità arriva molte volte, si nasconde, riemerge, e il continuo confronto tra questo professore e i suoi alunni è intorno a questa questione della felicità, cioè se stiamo a scuola insomma per le competenze, per riempirci la testa, o forse stiamo anche per cercare altro che a volte non, come dire, viene dato forse troppo per scontato o completamente ignorato a scuola. E parliamo con l'autore. Dal romanzo al palcoscenico, qual è quel quid in più e soprattutto i cambiamenti che avete fatto per il debutto teatrale? Innanzitutto il cambiamento è Luigi Delia che ha reso anima, corpo, sangue e anche tanto sudore a 31 storie di adolescenti che mi porto ancora addosso, nel senso che ce li ho sotto pelle perché sono tutte storie reali. E in ogni replica dove ho assistito e sono restato con gli studenti e Luigi, è stato bellissimo soprattutto quello che c'è stato dopo lo spettacolo, tra le lacrime, anche il riso, ma soprattutto tanta discussione. E, evidentemente ancora a un anno dal debutto di questo spettacolo, debuttammo il 20 maggio lo scorso anno, sempre nell'ambito di Maggio all'infanzia, è necessario ancora parlare di tante problematiche che questo spettacolo affronta rispetto al mondo delle adolescenti a scuola. Con E la felicità prof ci immergiamo nel mondo degli adolescenti, tra nuove scoperte, paure e certezze solide, vissuti attraverso gli occhi di un visionario professore di lettere. Ripercorrendo primo e secondo quadrimestre compaiono in carrellata tutte le storie dei ragazzi, una classe simbolica di adolescenti cresciuti troppo in fretta che mostrano un senso di realtà sorprendente quando sono messi di fronte a problemi più grandi di loro. La scuola può insegnare ad essere felici? Cosa può fare un solo professore di fronte ad una valanga di problemi? Si può scoprire qualcosa di se stessi insegnando? Come si fa ad interpretare un ruolo, diciamo, verité? È più difficile. Che responsabilità tu hai provato interpretando questo spettacolo? La grande responsabilità innanzitutto forse è a maggior ragione di farlo, di raccontarlo ai ragazzi più che agli adulti, perché tra adulti ci si riesce a dire delle bugie molto più facilmente. Invece fare lo spettacolo di mattina con i ragazzi di scuola superiore, lì non puoi essere finto, devi instaurare un canale di assoluta onestà con i ragazzi. Del resto questi sono i giorni, no, dove ci stiamo, come dire, quasi quasi ci stiamo scandalizzando di vedere i ragazzi che spalano il fango in Romagna perché sono quelli vuoti, e guardando quelle immagini e queste sterili discussioni pensavo allo spettacolo, a quello che si dice nello spettacolo sul rapporto tra adulti e ragazzi. Quindi io non mento, ho detto più volte che se non avessi fatto l'attore mi sarebbe molto piaciuto insegnare. E quindi ecco, mi muovo nella classe senza dire bugie, sono Luigi che si cala in questo spettacolo e, come dire, il canale è l'onestà. Invece quando si scrivono delle storie vere c'è un personaggio, una storia che particolarmente hai nel cuore, oppure no? Ma di queste 31 vite, in ogni occasione ho fatto 239 presentazioni di questo libro che è uscito in una nuova edizione adesso per Rubettino Editore, e ogni volta che mi si chiede in modo particolare, Saverio è uno dei personaggi diciamo principali, però ogni volta che mi si chiede per esempio di
Nicola in modo particolare è un personaggio che a stento riesco a raccontare perché ogni volta mi dà il groppone in gola. Però un po' tutti, essendo storie reali, storie vere, faccio fatica ancora a rimuginarle. Parliamo del teatro. Che ne pensate della funzione sociale? Che responsabilità ha il teatro? Progetti come questo hanno una doppia funzione, perché è come se lo spettacolo continuasse e produce un ripensamento dopo lo spettacolo, ha un messaggio. Che ne pensi? È una funzione enorme, perché qualcuno dice che raccontarci storie è la cosa che differenzia noi umani dagli altri animali. Stanno scoprendo che lo fanno anche gli uccelli, ma questo è un altro discorso. Però il fatto di emozionarci insieme intorno ad una materia è un grande questionamento. Ma quello che cerchiamo di muovere col mio teatro, con questo spettacolo, è cosa accade dopo l'emozione, perché ora siamo in un tempo dove l'emozione è anche business, è anche attenzione, comunicazione, insomma tutto è giocato e venduto sull'emozione, ma la sfida è cosa fare dopo l'emozione. E in questo spettacolo succede, come diceva Giancarlo, dopo si parla con i ragazzi, dopo si continua, noi speriamo che in classe continui il dibattito, e a vedere dai feedback che ci mandano i ragazzi dopo sembra che continui, perché la cosa è cosa facciamo poi di queste emozioni, perché se ci commuoviamo e basta, sì è bello, ci abbracciamo, stiamo bene, ma è come passarci la pomata e basta. Invece l'idea è poi cosa diventa questa emozione dopo, che costruzione diventa nella società dopo, questa è la grande sfida. Anche a vivere si impara, dice Calvino, e né è la felicità prof è una sfida impossibile, quella affrontata dal professore. Con l'incoscienza di chi crede saldamente nelle relazioni umane, il rapporto con gli adolescenti diviene un continuo interrogarsi su se stessi e sul ruolo degli adulti e soprattutto sulla vita degli studenti, piccoli uomini e donne agitati da un intreccio di desideri, passioni, ansie, sempre sottoposte al vaglio di un mondo che ha poca indulgenza, che non aspetta, che impone, classifica e sanziona. Viviamo in un mondo che ci obbliga ad essere felici, ma poi finiamo soltanto per indossare sorrisi. Ma si raggiunge questa felicità? Il titolo, come ti è venuto questo titolo e che cosa significa? Io faccio ancora fatica a distanza di 12 anni ad accettare un titolo come questo che a me non è mai piaciuto, nel senso che è molto alla Giovanotti, è molto la yeah, prof, felicità. Il libro non parla di felicità, parla di un percorso che fanno degli adolescenti con gli adulti per avere un approccio a quello che è la scuola. E mi piaceva molto quello che lei chiedeva a Luigi rispetto al teatro. Io credo che tutto funzioni in questo spettacolo rispetto alla credibilità, nel senso che per esempio Delia non si è soffermato a raccontare questa pagina di scuola, ha fatto tanta roba intorno alla scuola, intorno alla figura di Don Milani, adesso c'è il nuovo spettacolo su Pavese. Per me il teatro non è disgiunto dalla scuola e la scuola non è disgiunta dal teatro. Lei lo dovrebbe sapere, avendo frequentato per tanto tempo le scuole di teatro, di come è un modo non diverso, è un modo per fare scuola dalla mattina, ma lo faremo anche stasera qui a Molfetta. Parliamo un po' del regista, no? La regia è firmata da tutte e due, da Spagnuolo e anche da te, perfetto. Come avete lavorato nel work in progress di questo spettacolo? La lavorazione è una storia nella storia in questo spettacolo, perché nello spettacolo doveva andare in scena Riccardo Spagnuolo, che ha firmato la regia insieme a Giancarlo, ma nel frattempo, mentre maturava lo spettacolo, mentre si facevano le prove, Riccardo è diventato professore di ruolo. E quindi io sono stato chiamato come supplente e nello spettacolo racconto dei primi giorni di scuola da docente supplente e io, come dire, quindi ho accolto questo spettacolo come un grandissimo dono che mi è arrivato tra le mani, ma come ci siamo detti spesso nulla avviene per caso, quindi tutto è nato in una combinazione di elementi. Ora succede che a volte Riccardo lo fa ancora lo spettacolo quando riesce, per la maggior parte ovviamente lo faccio io perché lui è a scuola a insegnare ed è diventato docente in un liceo di Altamura. E il liceo di Altamura è un passaggio della storia, quindi tutto era scritto
dall'inizio. Mi hanno lasciato grande libertà, ecco, loro hanno hanno disegnato innanzitutto uno spazio scenico, degli oggetti, degli elementi, un copione, e hanno disegnato delle prime geometrie. Poi lì dentro ho avuto la grande fortuna, mi hanno lasciato libero anche di cucirmi addosso, e quindi hanno rispettato le cose che sono nate man mano, e ora lo spettacolo cresce, stasera sarà diverso da come è stato ieri, ogni volta cambia perché cambia il mondo intorno, quindi non può essere lo stesso lo spettacolo. Grazie mille per essere stati con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Grazie a Dietro le Quinte, e vi invitiamo, se siete sui social, di intercettiamoci, perché questo spettacolo avrà lunga vita e quindi da settembre in poi ci saranno una serie di altre repliche e sarà un modo per parlarne insieme. Grazie. Ciao, ci vediamo in teatro, un grande saluto, un ringraziamento, e nessuno tocchi i ragazzi. Come si fa a scrivere musica rinnovando un successo di pubblico? Qual è il segreto? Ma farla col cuore, credendoci, con passione, entusiasmandosi. Io mi divertivo come un pazzo mentre scrivevo le musiche, poi imitavo tutte le voci dei personaggi come me li immaginavo, non avevo ancora il cast, e quindi tutti i provini li ho fatti cantandoli io e recitandoli io, oppure le parti femminili, Chiara, mia figlia, ed è entusiasmante vedere come arriva la gente. Cioè, questi sold out che il pubblico italiano mi sta regalando tutte le sere sono una benedizione, perché mi fa capire che in questo momento c'era bisogno di uscire con qualcosa che per 3 ore ti fa staccare la spina, ti fa innamorare, ti fa sognare. C'è bisogno di meravigliarsi ancora. Perché è attuale oggi questa storia secondo te? Allora, io l'ho poi attualizzata, all'inizio del secondo tempo c'è il medico della peste, il monato, quello col becco bianco lungo, che dice abbiamo avuto tante pandemie, ma poi grazie ai lazzaretti, alle quarantene, ma soprattutto alla voglia di vivere, ne siamo sempre usciti e ne usciremo ancora. Era un messaggio che volevo dare alla gente, perché dopo 2 anni di disastri che abbiamo vissuto, e poi è attuale perché innanzitutto il mio Casanova si innamora, e quindi non è soltanto, ma anche quando è ancora il libertino impenitente che tutti conosciamo all'inizio della storia, prima di incontrare Francesca che lo farà capitolare, è comunque un uomo che rispetta le donne. Infatti tutte lo amano, le sue ex fidanzate che incontra nei primi numeri dello spettacolo, perché lui comunque è stato un uomo che ha sempre rispettato le donne. Magari le amava per un giorno, ma le amava. Diamo un consiglio ai giovani che vogliono fare musica oggi. Che cosa bisogna fare? Bisogna crederci, essere pronti ad affrontare tanti sacrifici. Io credo che in tutti i lavori bisogna fare in modo che quello che tu vai a fare non ti sembri un lavoro, ma una cosa bellissima. E allora lo farai con entusiasmo, non sentirai la stanchezza, ci metterai tutto quello che hai dentro e probabilmente farai successo. Al pubblico di Dietro le Quinte voglio augurare anni, non giorni, anni di gioia a teatro, perché il teatro è fatto di bellezza, e qualcuno molto più intelligente di me ha detto che sarà il bello a salvare il mondo. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com, e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima settimana.